Bentornati e bentrovati a Storie. Il VI secolo a.C. è un secolo decisivo nella storia dell'umanità perché si affaccia, proprio nella coscienza collettiva, un nuovo modo di leggere e di conoscere. È la filosofia. La filosofia, l'amore per la sapienza, diventa la modalità con la quale l'uomo del VI secolo prova a leggere la realtà che ha attorno. Non è il ragionamento di qualcuno che parte dal nulla, ma è la capacità di un'intera società che prova a leggere quello che accade, quello che vede, sotto gli occhi con la lente di chi sta scoprendo cose nuove, di chi trova tra le cose delle connessioni. È come se il VI secolo fosse il secolo in cui si perde l'idea del particolarismo, si perde l'idea del fatto che il mondo cominci e finisca nel mio quartiere, nella mia città, nel mio villaggio, e inizia ad affiorare l'idea che il mondo sia qualcosa di più grande che noi non conosciamo. Iniziano quindi ad affiorare delle figure che custodiscono una forma di sapienza che non è quella giuridica, che non è quella economica, che non è quella politica, ma che è una sapienza che va al di là delle cose, al di là delle persone. Pensate che per questa sapienza l'antichità ha trovato il nome di sette savi. La parola sette savi, i sette sapienti, savio vuol dire sapiente, viene coniata nell'antichità per indicare sette uomini che in quest'epoca di passaggio, il VI secolo a.C., in quest'epoca di passaggio sono decisivi perché la loro presenza è foriera di giustizia. Vogliamo andarli a vedere un attimino anche con i loro nomi, magari non li avete mai sentiti nominare e sono interessantissimi da conoscere. Sono Solone, Pittaco, Biante, Talete, Cleobulo, Chilone e Periandro. Questo è un catalogo. Cos'è un catalogo? Un catalogo è una tradizione, cioè noi abbiamo questi nomi a cui c'è un po' di biografia, di alcuni nomi sappiamo delle cose importanti, di Solone abbiamo detto già qualcosa, di Talete diremo tra poco delle cose importanti, ma sono un catalogo, cioè qualcosa che viene tramandato di padre in figlio come i nomi di persone che in una certa epoca hanno determinato un modo di sentire, un modo di guardare, un modo di imparare le cose. Sono i sette savi, i sette sapienti, al punto che questo è così vero che non tutti i cataloghi dell'antichità concordano. Questo è uno dei cataloghi, io vi ho detto quello più diffuso. Vi ho raccontato, vedete, i nomi di quelli più diffusi. Ma al posto di Periandro o al posto di Chilone, molti inseriscono altri personaggi. E uno dirà, beh, non è che tanto questi siano più importanti rispetto... Ma la questione non è tanto più importante rispetto ad un altro, è l'idea. Cioè anche si chiamassero con nomi, come dire, al di fuori del mondo greco, l'idea di fondo importante è che esistano degli uomini che hanno una saggezza, hanno una sofia, una sapienza, che non è quella economica, che non è quella militare, che non è quella politica, ma che è una sapienza, una sofia che riguarda la vita, che riguarda l'esistenza. Perché adesso abbiamo degli strumenti nel VI secolo a.C. che ci permettono di guardare la realtà in una maniera completamente nuova. E questi uomini, questi sette savi, sono un po' come l'anello di congiunzione tra un mondo antico che non aveva questo tipo di sapienza e che cercava con la poesia di interpretare i sentimenti e le pulsioni degli uomini, e un mondo nuovo che invece prova ad avere questo tipo di sapienza e questo tipo di profondità. Ovviamente i greci avevano dalla loro parte tutto il retroterra dei miti, con i quali avevano già provveduto a scandagliare l'animo umano, ma adesso questi miti trovano un linguaggio e trovano delle espressioni, proprio anche concettuali, che finalmente mettono nero su bianco quello a cui i miti alludevano. L'uomo non è più conosciuto per sentito dire, l'uomo è conosciuto con una precisione infinita. Ed è questo che caratterizza poi la forza e l'opera dei sette saggi e la forza e l'opera dei filosofi che verranno dopo. Lo raccontiamo qui, lo raccontiamo a Storie.